Euroregione.news. Fondazione Friuli per il dopo scuola e il benessere di classe. Fondazione Friuli ha lanciato il bando annuale Istruzione. Le scuole, sia pubbliche che paritarie del territorio udinese e pordenonese, ma anche i comuni e le associazioni impegnate in attività formative hanno tempo fino al 28 marzo per presentare i loro progetti. Al suo quinto anno e con oltre 230 interventi alle spalle per un impegno che sfiora i 7 milioni di euro, il nuovo bando Istruzione si regge su 4 pilastri. Ha sottolineato il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini a Pordenone nella sede di Confindustria Alto Adriatico. Il primo pilastro è il sostegno al doposcuola, non solamente inteso come momento per fare i compiti, ma anche come percorso formativo per i ragazzi, utile ad individuare le loro passioni, ricorrendo al teatro, allo sport, all'arte. Dopo scuola anche come contributo all'organizzazione familiare per agevolare i ragazzi e i genitori che lavorano, contribuendo ai costi di trasporto e mensa per la frequentazione del doposcuola. Altro pilastro è il sostegno al potenziamento delle lingue e delle esperienze all'estero. Quarto pilastro, gli interventi per attrezzature ludico-sportive nelle scuole dell'infanzia e primarie. Dopo aver accennato al grande tema dell'orientamento con un'iniziativa di collaborazione con l'Associazione Industriali Alto Adriatico che ha portato all'interno della fabbrica modello LEF 4.0 di San Vito al Tagliamento ragazzi delle scuole secondarie, docenti e genitori, il presidente della fondazione ha ricordato che questo bando da 600.000 euro che gode del sostegno di Intesa San Paolo punta a favorire azioni dirette per il potenziamento dell'attività didattica e la sperimentazione di modelli formativi innovativi e al ripristino di un contesto positivo di relazioni messo in crisi dalla pandemia. Ci sono due cose che vorrei sottolineare di questo bando. La prima è che cerca di coprire tutta la filiera formativa dei nostri ragazzi. Quindi gli interventi iniziano dalle scuole d'infanzia per arrivare fino alle secondarie superiori e poi proseguire non con questo bando, con un accordo separato per la parte universitaria formativa. La seconda cosa importante che abbiamo condiviso anche con il presidente Agrusti oggi è la passione che dobbiamo avere per l'orientamento. I tempi vanno assolutamente anticipati rispetto a quello che è l'orientamento tradizionale. Non a caso abbiamo fatto uno esperimento di grandissima soddisfazione nella fabbrica modello di San Vito al Tagliamento, la LEF, dove abbiamo accompagnato i ragazzi della seconda e media, quei ragazzi che sono in procinto di fare la scelta del loro corso formativo superiore. Ecco, io credo che così si possa dare un indirizzo preciso che possa soddisfare quelle che sono le reali esigenze del mondo del lavoro e del mondo produttivo e del mondo economico più ampio, perché solo se riusciamo a colmare il gap delle necessità di formazione professionale con i percorsi formativi noi possiamo garantire la competitività del nostro Paese. Gianluca Crucianelli, nel portare i saluti del direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia d'Intesa San Paolo, Francesca Nieddu, ha sottolineato il cambio di paradigma nel considerare capitale umano quella che prima era chiamata forza lavoro e che ci indica l'importanza di lavorare sulla qualità delle competenze per il contrasto alle diseguaglianze, disagio e isolamento. Anche per il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, gli investimenti in strutture devono accompagnarsi alla creazione di competenze, altrimenti il gap italiano con l'Europa non si colmerà. Per mancanza di formazione e di processi di orientamento adeguati, i giovani che frequentano gli ITS in Italia sono meno di 30.000 rispetto agli ITS tedeschi, frequentati da 900.000 giovani, e a quelli francesi con 500.000. In Friuli Venezia Giulia la sfida che dobbiamo anche vincere, ha aggiunto Agrusti, è mettere in circolo il grande patrimonio di cervelli impegnati nella ricerca per formare nuovi manager ed imprenditori. L'assessore regionale Alessia Rosolen ha parlato di collaborazione straordinaria, sussidiaria ed integrativa con Fondazione Friuli per rispondere con un impegno comune a diversi problemi che insidiano la competitività, dal calo demografico all'abbandono scolastico, in particolare dei giovani stranieri, al disagio psicologico. La competitività si gioca sulle persone e sulla comunità, ha detto Rosolen, e i 4 pilastri del bando Istruzione di Fondazione Friuli sono perfettamente complementari ed integrativi al grande impegno regionale a sostegno delle attività extracurricolari, delle aggregazioni giovanili, del benessere psicofisico di docenti, genitori e studenti, dell'associazionismo familiare e delle pari opportunità, della considerazione per le lingue storiche presenti in regione, fino al tema importante della salute giovanile, attraverso progetti e interventi di sostegno alle attività sportive in ambito scolastico.
All'assessore abbiamo chiesto in quale prospettiva si collochi l'istruzione in risposta a fenomeni come l'intelligenza artificiale di ChatGPT o della Great Resignation. Guardi, io sono convinta che la competitività di un territorio e il tema innovazione rispondono fondamentalmente a due cose. Una sono le persone, non necessariamente i lavoratori, e l'altro è il tema della comunità. Su tutto il tema dell'istruzione e della formazione, avendo fatto, tesoro in senso negativo della perdita di 30.000 giovani nel corso degli ultimi 10 anni entrati all'interno del mondo del lavoro, ci siamo concentrati molto sulla qualità dei percorsi formativi e dei percorsi di istruzione e di tutti i percorsi anche universitari e post-universitari, cercando come prima cosa di far entrare le comunità e le imprese all'interno delle scuole, in modo da formare persone che nella misura più ampia possano rispondere alle necessità della loro comunità e delle persone di questa comunità. L'intervento della Fondazione Friuli, il bando annuale che la Fondazione Friuli mette a disposizione di tutto il sistema scolastico, ricalca queste linee guida, le ricalca in maniera importante sul benessere psicofisico e la lotta all'abbandono scolastico, le ricalca in modo importante su tutto il tema della conoscenza delle lingue, lo ricalca in maniera ancora più importante proprio sulla parte legata al lavoro. Per far stare la gente al lavoro c'è bisogno che le aziende e tutta la comunità mettano a disposizione dei percorsi di crescita e delle opportunità formative in un periodo di tempo giornaliero più lungo del tempo scolastico. Non si tratta di sottrarre all'attenzione e all'educazione dei genitori i figli, ma si tratta di garantire che gli uni e gli altri possano vivere nella maniera migliore.